No. Buongiorno, siamo in questa bellissima cornice del Borgo delle 13 Fontane, ospitati da Dolores Nieddu, la titolare, e iniziamo oggi il primo ciclo di interviste a personaggi dello spettacolo, della cultura, della politica. Noi siamo l'associazione Sardegna Nostra, io sono il presidente Bartolomeo Porcheddu. Oggi abbiamo l'onore di avere ospite qui con noi il professor Gaetano Ranieri, che è ordinario di geofisica applicata presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi di Cagliari, e ci parlerà di Monte Brama. Io faccio subito una prima domanda al professor Ranieri e chiedo cosa ci fa un ingegnere a Monte Brama insieme agli archeologi. Grazie, buongiorno a tutti quanti. Una bella domanda. Tanto per cominciare io non sono più professore perché sono in pensione, quindi sono già professore. Cosa ci fa un ingegnere? Ci fa la stessa cosa che fa un fisico radiologo in medicina. E cioè quello di indagare con mezzi diversi il sottosuolo per cercare di vedere dove scavare, quanto grande sia la necropoli, se si tratta di necropoli e basta, oppure vedere se ci sono costruzioni, se ci sono strade o altre strutture che possono essere riconducibili a quelle archeologiche. Quindi un ingegnere, perché costruire dei mezzi tecnici così evoluti è chiaro che implicano delle conoscenze di tipo ingegneristiche, non solo per la costruzione ma anche per i dati che vengono presi. Professore, lei con i suoi studi e con questo georadar praticamente riesce a individuare con precisione dove eventualmente ci fossero delle cose interessanti archeologiche del sottosuolo. Come i suoi colleghi archeologi, come hanno preso questa sua... visto che potrebbe essere anche un ulteriore risparmio sia per gli scavi e per la regione, a livello anche potrebbero risparmiare e portare fuori i resti storici con pochi soldi praticamente, col suo sistema geologico. Sì, ripeto, io non voglio assolutamente né sovrappormi né sostituirmi, soprattutto al lavoro degli archeologi, che è fantastico perché hanno conoscenze del mondo antico che io neanche lontanamente mi posso avvicinare a fare, quindi non posso farlo. È come una collaborazione fattiva, ci deve essere una collaborazione che ormai in tutto il mondo c'è. È come il radiologo che oggi fa le TAC e dice al chirurgo dove c'è il male oppure qual è le cose che non vanno nel corpo umano. Ha un'idea, è un medico magari anche lui in questo caso, però è soprattutto un tecnico che riconosce alcune caratteristiche del corpo umano. In questo caso il corpo non è quello umano, è quello di una struttura muraria, così come nel terreno, è nascosto. E si usano noi non usiamo il mezzo radiologico perché viene schermato molto facilmente ed è difficile poterlo poi gestire all'aperto, ma usiamo altri sistemi come onde elettromagnetiche oppure mezzi
elettrici oppure gravimetrici, magnetici. Ci sono ben 92 metodi geofisici, ognuno codificato con le proprie leggi fisiche. Non è possibile derogare da queste leggi perché non si può cercare con determinati sistemi di vedere contemporaneamente delle cose con una precisione notevole in superficie a 2 centimetri o anche a 100 metri di profondità. Ci sono appunto dei sistemi, delle leggi fisiche che non possono essere superate. E dunque che genere di tecnologia ha utilizzato per analizzare gli scavi, i territori attorno agli scavi? Allora, a Monteprana il primo progetto avanzato addirittura risale al 2001, poi successivamente era senza finanziamento, quindi era impossibile andare a fare delle ricerche sistematiche. Ne avanzammo un altro insieme al professor Zucca, archeologo, che era del tipo andiamo a vedere cosa rappresentano queste anomalie, come cioè facciamo indagini fisiche e poi le controlliamo con gli scavi selettivi. Questo è il problema. E quindi abbiamo utilizzato metodi innovativi, perché questa scienza, la geofisica, è nata nel 1920 circa, anzi addirittura, se vogliamo andare anche al magnetismo, addirittura nel 1600, o con Galileo ancora prima. E niente, quindi queste tecniche non distruttive, non necessariamente devono toccare il terreno, riescono a vedere all'interno delle cose. Il processo non è, detto a parole, sembra semplice, in realtà ha delle complicazioni strumentali, ma soprattutto complicazioni di tipo elettronico e informatico, di noise, per esempio, come quello che stiamo sentendo. Sicuramente sono stati ottenuti dei risultati durante tutte queste sue ricerche, no? Ecco, come vengono utilizzati dopo? Bene, noi abbiamo fatto una serie di misure perché noi volevamo vedere, andando a studiare un'area vasta, l'area vasta noi l'abbiamo intravista prima di tutto attraverso... Ti riprendo? Sì. Un po' distante forse. No, No, c'è di fondo. non Qui è c'è quello. un problema. Ecco, no, era il cappello messo sopra. No, non è altro. Va bene, dai. Così, Sì, lascialo ok. così. Ecco. Si faceva da gabbia dietro. Eh, Vede come funziona? Ecco, queste qui sono onde elettromagnetiche. Controllamente. È praticamente Giorada, ha la stessa frequenza. ma è con la presenza sopra ad un certo punto del cappello interferiva. Sì, Quindi sentiva è il fondo del è cappello. il prodotto che c'è nel cappello che Sì. fa da ponte. No, era l'oggetto. Ma dico, come uno schermo, no? Che Se dico, io prendo... Sì, è uno schermo, sì, certo. Ecco. È come da Sì. sottosuolo, io trovo un colpo e questo rimbalza. E quindi ringing si chiama quello. ecco. Quello lì è esattamente la stessa frequenza del radar che io ho usato per Monteprana. Prendi un bel esempio. No, non il pratico, il pratico. Un esempio pratico. Questo qui però ci dice anche che della pericolosità di questi aggeggi. Beh, certo. Perché lei immagina questo qui messo nell'orecchio, O vicino al cuore anche, no? oppure qui. Mano a mano va Nella Infatti parte- ho fatto un brevetto da poco perché Ma io non amo di fare la camicia con il taschino schermo. sulla destra, Ah, ecco, in maniera tale che questo non va sul cuore. ecco, non interferisca. Ok, Comunque questa è una bella riprendiamo. sessione.
Allora cosa aveva chiesto? Ricominciamo. Ho chiesto allora i risultati ottenuti come vengono dopo Quello lo può elaborati. lasciare. Utilizzati, sì. E poi Sì. taglia questo Sì, pezzo. sì, No, sì. questo pezzo lo Questo tagliamo. pezzo lo questo. tagliamo, rimane la sua domanda. Sì. Come avevamo utilizzato? Innanzitutto i metodi che abbiamo utilizzato sono tanti, sono metodi soprattutto elettromagnetici. Il metodo elettromagnetico, tra cui il metodo principale è quello georadar. Il georadar è l'emissione di un'onda elettromagnetica che si sparge nell'aria, serve per vedere gli ostacoli, gli aerei, quello che c'è nell'aria. Ma se noi lo rivolgiamo nel sottosuolo penetra certamente meno rispetto a quanto faccia nell'aria, ma si propaga ugualmente con una velocità minore, incontra degli oggetti che riflettono il segnale che viene captato dallo stesso sensore, dalla stessa antenna. Poi abbiamo usato metodi elettrici, anche questi sono abbastanza oggi comuni, non risalgono granché le tomografie elettriche. Oggi si fanno tomografie elettriche 3D, in 3 dimensioni, quindi dal sottosuolo si può vedere, per esempio, attorno a una casa, vedere come sono le fondazioni della casa. Se noi mettiamo gli elettrodi attorno alla casa, noi possiamo andare anche sotto la casa. Immaginatevi cos'è in zona terremotata, ma anche in zona archeologica. Per la prima volta al mondo l'abbiamo provato a Monteprama, per vedere degli oggetti, anziché delle situazioni del terreno. Poi abbiamo usato un sistema da pallone aerostatico, abbiamo usato tomografie termiche. Insomma, unendo tutte queste tecniche siamo riusciti a fare un quadro generale di ben quasi 16 ettari, ben 15 ettari e 8.000 interessati. metri, che sono densi, non tutti, non al 100% naturalmente, ma sono densi di struttura. Qualcuno di più, qualcuno di meno, qualcuno chiaramente nuragico, perché se vedo un'anomalia circolare vado a pensare che sia una capanna, che sia esattamente nuragica, non lo possiamo dire, potrebbe essere una... Però se lo troviamo a 1 metro di profondità, considerata la velocità di sedimentazione e considerato il contesto, penso che sia nuragico. Però poi saranno gli archeologi a occuparsi di questo aspetto. E quindi abbiamo visto tantissime cose. Professore, come intende utilizzare questi dati acquisiti? Li potrebbe pubblicare? Da oggi sì. Perché da oggi? Perché proprio l'altro giorno ho consegnato alla sovrintendenza tutte le coordinate, tutte le coordinate effettive, fino ad oggi no, abbiamo utilizzato però modificando le coordinate. Naturalmente, oltre alla sovrintendenza, questi dati vengono dati anche alla regione che è stata, che ci ha dato i soldi per poter comprare la strumentazione, che ci ha dato i soldi per fare il progetto da cui è nato, sono nati anche gli scavi, cosa che pochi sanno, sono soldi a cui abbiamo partecipato personalmente nel cofinanziamento. Il 30% dei fondi usati per Monteprama vengono dalle tasche mie e del professor Zuppa, se non in termini di quattrini, in termini di impegno orario, cioè noi oltre al nostro lavoro abbiamo dovuto mettere il 30% in più, oppure per prenderli da altri soldi provenienti per esempio da attività in conto terzi,
che un professore potrebbe mettersi in tasca, comprare gli strumenti oppure dare borse di studio per i collaboratori. Io non ho fatto la prima cosa, ma ho comprato strumenti con quei soldi e ho fatto bandire borse di studio. Quindi praticamente ho rinunciato alla mia parte, quindi è come se fossero usciti dalla mia tasca. In qualche caso sono davvero usciti, da parte mia e da parte del professor Zucca. Come intendo utilizzarli? Io li metto a disposizione, li ho messi a disposizione. Certo non posso andare a pubblicarle sull'Unione Sarda o sulla Nuova Sardegna, perché devono essere prima protetti, va concordato. Certo. Posso utilizzarli li posso utilizzare in ambito scientifico, ma lì le coordinate contano poco. Dove contano poco. Il problema è in quel caso trovare, cioè divulgare il metodo che è stato utilizzato e i risultati che si sono ottenuti. Noi oggi siamo in grado di dire per 15 ettari e 8.000 metri di dire sappiamo ogni 10 centimetri per 10 centimetri per 3 metri di profondità tutti gli oggetti che ci sono, oggetti o corpi, non solamente ovviamente di tipo archeologico, anche ciottoli che sono presenti nel terreno. Quindi noi parliamo in questo caso di anomalie, ce n'è una quantità smisurata. Il problema grosso è organizzarli, è interpretarli. Non è mica una cosa facile. Già solamente il mio computer, che era all'avanguardia 2 anni fa, oggi lo devo buttare perché non serve a niente, non sono in grado di gestirli più questi dati. Quindi c'è una scatola piena così di dischi rigidi esterni, piena di dati, e di tutto questo noi dobbiamo tenere 2 copie perché è 2 posti diversi, con 2 persone fidate. Uno sono io e l'altro è il dottor Trovo. E questo è importante, preservare. A volte addirittura non lo so né io né il dottor Trovo, proprio per una questione di protezione, che abbiamo sempre mantenuto, sempre. Tutti questi ettari sappiamo che sono di proprietà privata. La domanda ovviamente la faccio a lei, ma non dovrebbe essere lei a rispondere. Come si potrebbe risolvere il problema in questo caso? Cioè cercare questi terreni privati, di espropriarli e di renderli di pubblica utilità. Secondo lei quali sono i passaggi da fare adesso immediatamente prima di proseguire gli scavi? Sappiamo tutti che nel terreno privato è meglio non operare per 2 motivi. Prima perché è un terreno privato e dobbiamo rispettare la proprietà. La seconda è perché in questo modo noi daremmo al privato l'occasione, il destro, per poter chiedere i soldi del premio di rinvenimento. Cioè se lei in questo terreno oggi dovesse scavare e trovare, scavare autorizzato ovviamente, scavare e trovare un reperto archeologico, lei avrebbe diritto ad avere un premio di rinvenimento in funzione del 30% circa, credo che sia, del valore del bene, catalogato. Gli archeologi sanno quanto vale. Il valore chi lo farebbe? Appunto è catalogato, c'è un catalogo fatto da si farebbe riferimento non so, un bronzetto, si sa più o meno quanto vale. Oggi una statua di un cosiddetto gigante di Montebrama potrebbe valere forse 1 milione di euro. Immaginiamo che Quindi sono cifre incredibili. Adesso il fatto che io dica che attorno ci sia, ma anche altrove ci sia tanta roba, deve fare presa sulla coscienza
cittadini proprietari di quell'area. Tanto il problema è che loro comunque non possono scavare, perché se scavano e tirano fuori, non solo non prendono il premio del rinvenimento, ma vanno in galera, o dovrebbero andare in galera. Dovrebbero, Non sappiamo come. le leggi elastiche italiane. Perché praticamente è un furto allo Stato, perché tutto quello che sta, mi pare, a 30 centimetri sotto il terreno di superficie è proprietà dello Stato. Quindi è lo Stato che deve decidere come fare, può darlo in concessione, può darlo in... ma così come gli scavi sono fatti in concessione, però oppure come è già successo a Monteprana, l'unica area scavata è di proprietà della curia arcivescovile. Sono probabilmente lasciti avvenuti nel passato, spesso è ancora usanza di fare dei lasciti alla Chiesa, e per una grande intuizione della sovrintendenza, avendo io visto che attorno c'era, non solamente attorno, per centinaia di ettari, possibilità che ci fossero ancora strutture, avendolo detto e segnalato al sovrintendente, ha detto, beh, allora questo progetto lo portiamo dentro l'area già scavata tempo addietro, per cui noi abbiamo una riconferma.